Quanto dura mediamente un trattamento di riabilitazione neuroocclusale nei bambini e negli adolescenti? Nel bambino in realtà andiamo a seguirlo lungo tutta la fase di crescita, quindi possiamo iniziare per esempio ai 3 anni e non vuol dire che bisogna vederlo mensilmente come una terapia ortodontica, potrebbe essere di fare un controllo rapido ogni 3 mesi di 15 minuti in tutta la fase di crescita, quindi che sia dai 3 ai 5 anni, per capire, per guidare quello che è lo sviluppo dei denti, per guidare quello che è la funzione. Quindi poi arrivare alla fase adolescenziale dove si capisce se il percorso che abbiamo fatto precedentemente ha già avuto i suoi frutti, nella maggior parte dei casi è così, e seguirlo eventualmente con un apparecchio fino poi ad arrivare ad un equilibrio e quindi permettere al bambino di arrivare poi al cambio dei denti da latte per quelli definitivi, quindi ad una bocca adulta. Quello che posso vedere è che appunto bambini che vengono seguiti sin da piccoli, arrivare poi ad una fase adulta, quindi a tutti i denti definitivi, nella maggior parte dei casi abbiamo piccoli lavori da fare, quindi potrebbe essere necessario sistemare dei piccoli disallineamenti, però davvero cambia tantissimo. Invece se per la prima volta vedo un bambino quando ha già tutti i denti definitivi, parliamo di trattamenti che vanno all'incirca su un paio d'anni, ecco, quindi non possiamo stancare né bambini né adulti con una terapia troppo lunga, quindi dobbiamo capire qual è il problema, lavorare sul problema, quindi sulla posizione dei denti e accompagnarci alla funzione, e questo ci permette di essere anche rapidi, ovviamente con la collaborazione, quindi bisogna volerlo.